introduco la cerimonia salutando ovviamente la Presidente della Regione, Deborah Serracchiani, che è qui presente, e il Vicepresidente Sergio Bolzonello, che ovviamente conferma la presenza anche del Governo regionale. Nel 2004 con il voto parlamentare a larghissima maggioranza venne approvata la legge sul giorno del ricordo, che ha assunto la pienezza dei suoi significati nella consapevolezza che per troppo tempo l'orribile capitolo delle foibe e dell'esodo dall'Istria, Fiume e Dalmazia è stato nascosto al Paese. Un momento che corrisponde all'esigenza di un riconoscimento umano ed istituzionale per troppo tempo mancato e che non ha nulla a che vedere con il nazionalismo. Il giorno del ricordo presenta il significato di una memoria ritrovata e condivisa. Rileggere un capitolo del passato comune e condividere lo sforzo di analizzarlo e interpretarlo nel decennio in cui le repubbliche di Slovenia e Croazia sono parte di un'Europa nella quale nessuna identità può essere sacrificata. Non è senza significato se nella legge istitutiva si sia sottolineata l'importanza di rinnovare la memoria della tragedia delle vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre di istriani, fiumani e dalmati e della più complessa vicenda del confine orientale d'Italia. Il giorno del ricordo è un'occasione per convertire la memoria di una immensa tragedia in una riflessione su quanto le cose siano cambiate nel frattempo e come gli sviluppi maturati lasciano sperare in un futuro migliore, improntato ai valori della pace, della cooperazione e dell'accoglienza, privo di violenza e ingiustizie. E questo direi soprattutto di questi tempi in cui vediamo nuove grandi tragedie legate a migrazioni e legate alla necessità di prestare accoglienza, sostegno a poveri disperati che si provano nuovamente fatti e occasioni che non avremmo mai voluto rivedere. Dobbiamo giustamente ricordare ciò che è accaduto e non stancarci di condannare con tutto lo sdegno possibile i crimini efferati e gli orrori della guerra, delle persecuzioni, delle stragi e della pulizia etnica, consapevoli che da allora sono cambiati non solo il confine orientale con i suoi vasti intrecci in termini di contatti e scambi fra popoli e differenti culture, valori e aspirazioni, ma tutta l'Europa e la sua storia e ancor più le sue prospettive di fronte agli scenari di guerra del Medio Oriente e del Nord Africa. La sfida dei nostri tempi si gioca sulla nostra capacità di investire nel futuro di noi stessi e dei nostri figli, in memoria di ciò che è accaduto, ma protese a realizzare un mondo diverso, dove l'odio sia sostituito dal dialogo e dalla voglia di camminare insieme, ma nel comune interesse di contribuire a scrivere una nuova pagina di terre e popoli che per secoli hanno dialogato e collaborato tra loro. Noi oggi ricordiamo le vittime delle foibe, l'esodo giuliano-dalmata e le vicende del confine orientale anche per dovere nei confronti dei superstiti, dei familiari delle vittime, delle associazioni che coltivano la memoria di quelle tragedie. La storia degli ultimi 70 anni ha posto le premesse per ricucire le lacerazioni con riferimento all'avanzare del processo di integrazione europea, anche nel quadrante orientale, e in questo contesto la nostra regione può svolgere un ruolo importante ed avere una funzione determinante, soprattutto oggi che le nuove condizioni politiche e i fatti che stanno accadendo ci portano portano i paesi e le nazioni di questa Europa verso riflessioni e verso posizioni diverse, con nuove frontiere, nuove divisioni e nuovi nazionalismi. In questo senso quindi credo che anche la cerimonia di oggi, seppur semplice, voglia essere un momento importante per riaffermare il nostro impegno, ci è chiesto dalla storia e ci è chiesto dalle tragedie, dai fatti che sono proprio successi in questa nostra dimensione di comunità. Grazie e lascio la parola alla dottoressa Lucia Bellaspiga che ci terrà un suo intervento e una sua riflessione su queste vicende. Si sente in piedi, sì. Ho sempre conservato di Trieste uno dei miei primi ricordi. È qui che da bambina, quando ancora passare il confine era difficile e troppo doloroso, i miei cari mi portavano
a guardare l'orizzonte. Che cosa aveva di speciale la linea di costa che mi indicavano al di là del golfo? Perché venivamo da Milano a cercare con lo sguardo un'ombra di terra, miraggio evanescente di cui non comprendevo il segreto? Quella è l'Istria, quella è Pola, mi spiegavano, ma poi mi risparmiavano il resto, come a proteggermi da un finale tetro. Sembrava di poter allungare una mano e toccarla, tanto era vicina, ma ad impedirlo c'era un muro invisibile, noi di qua, Pola di là. Fino al giorno in cui mia madre si sentì pronta per il grande ritorno e il muro di vetro si infranse. Eccola finalmente Pola, esisteva davvero. La città dove era nata, dove aveva vissuto il suo presente spensierato di ragazza e sognato il suo futuro di donna, era lì e i suoi racconti prendevano forma, diventavano veri. Così scoprivo anch'io di avere delle radici come gli altri bambini e per la prima volta capivo che cosa significhi essere figlia di esule. Vidi il suo liceo Carducci, la casa, le finestre della stanza in cui era stata ragazzina. Ricordo che un'imposta si aprì e una signora gentile, dall'accento straniero, vedendola piangere, capì. «Vuole salire?» le chiese. I vetri blu alle finestre erano ancora quelli dell'oscuramento, eppure la guerra era finita da 30 anni. Su tutta la città si era depositata la patina grigia di anni difficili e bui. Notavo che per uno strano motivo lì si parlava poco e tutti a bassa voce, come se avesse sempre paura. Pola sembrava una vecchia signora decaduta, lacera in vestiti un tempo eleganti, ma adagiata sul mare più bello e profumato che avessi mai visto. Tra le sue vie immaginavo la vita dei miei parenti, ora sparsi fino in Australia, sparnissadi, dicevano loro. E lì, nella grande casa di Pola, quasi vedevo mia nonna, mai conosciuta. Di lei sapevo che era morta di crepacuore, in un letto non suo, nella città più bella e più triste del mondo, quella Venezia dove era giunta in fuga nel 47 e dove visse per 6 eterni anni baraccata tra i profughi. Ora riposa, lei sola, nell'isola di San Michele, il cimitero di Venezia, lontana dai suoi genitori, dal marito, dai fratelli. Sparnissate anche le tombe, anche questo è esilio. Della parola ho capito appieno il significato soltanto da adulta, quando ho provato a viverlo sulla mia pelle. Proviamo a immaginare l'istante del distacco definitivo. Un giorno esci dalla tua casa e sai che non ci rientrerai mai più. Dai un ultimo sguardo a tutto perché non lo rivedrai. Tiri la porta e nemmeno giri la chiave, tanto domani entrerà altra gente che nulla sa della tua vita vissuta là dentro. Abbracci parenti, compagni, amici, vicini di casa e sai che è un addio. L'addio al tuo piccolo mondo, che per te però è tutto. Alle tue cose, alle tue abitudini, alle voci che riconoscevi senza bisogno di aprire le imposte, ai rumori del quartiere, al mercato, ai sapori, agli odori. L'addio a te stesso, perché tutto questo eri stato. La nave che ti porta via per sempre si allontana e tu continui a guardarla, la tua casa, finché si vede, fino all'ultimo. Poi ti giri verso il nuovo orizzonte. Si ricomincia da zero, senza niente, in luogo sconosciuto, tra gente sconosciuta. Viaggi sfiancanti su treni piombati e carri bestiame, sul cuore un macigno. Ad accoglierti, all'arrivo, un campo profughi in qualche parte d'Italia, per te che sei italiano. I tuoi vecchi trascinati con te, oppure lasciati dall'altra parte del mare perché ne sarebbero morti. Diventata giornalista ho raccolto tanti racconti dei ragazzi di allora. Dopo giorni di viaggio, mi ha detto Roberto Stanic, siamo arrivati a Monza. Era notte e nevicava. Al campo profughi non ci volevano più accogliere, tornate domani. Ma dove potevamo andare? Hanno avuto pietà e ci hanno aperto. Dentro gli stanzoni centinaia di famiglie vivevano accampate, senza alcuna intimità, per pareti le coperte tese su una corda. Una suora ci portò a prendere dei sacchi e mucchi di foglie secche con cui riempirli. Erano i nostri nuovi letti. Mamma, papà e io ci sedemmo e ci guardammo in silenzio. Finalmente scoppiammo a piangere. Rimasero profughi fino al 1960. Questo accadeva nei 109 campi sparsi in tutta Italia, l'Italia del boom. Da Lussino invece fuggiva Giovanni Zorovic,
con 3 amici di nascosto, sfidando il divieto del regime. Provarono di notte a salpare per raggiungere l'Italia a remi, ma nella baia li aspettavano i gendarmi di Tito. Era il 10 maggio del 1956. I 4 teschi, con un foro di proiettile, sono stati ripescati 40 anni dopo. Giovanni è stato identificato perché la madre aveva conservato le radiografie dei denti, la sola cosa che restava di lui. Nel 2001 sono stati sepolti a Lussino, l'isola da cui non sono mai partiti. La storia di un popolo è fatta delle tante storie dei singoli, ma la nostra storia era troppo scomoda per molti e decenni di oblio imposto l'hanno quasi cancellata. È stato il presidente emerito Giorgio Napolitano ad infrangere dopo 60 anni la cortina del silenzio con un mea culpa dirompente. Dobbiamo assumerci la responsabilità di aver negato la verità per pregiudizi ideologici, ha detto nel 2007. Da cosa erano scappati, infatti, i 350.000 partiti dall'Istria e dalla Dalmazia? Che terrore poteva indurli a rischiare tanto e perdere tutto? Lo ha spiegato Napolitano. La tragedia di migliaia di italiani imprigionati, uccisi, gettati nelle foibe aveva assunto i sinistri contorni di una pulizia etnica. Proprio in tempo di pace, dal maggio del 45 in poi, la furia dei partigiani di Tito, che si era già abbattuta su quelle terre italiane nell'autunno del 43, trovò campo libero. Nei giorni in cui nel resto d'Italia gli americani portavano la liberazione, qui ben altri liberatori davano inizio a rastrellamenti notturni, processi sommari e campi di concentramento. Nelle altre regioni si festeggiava la caduta del nazifascismo, qui si instaurava una nuova dittatura comunista. A Roma si ballava nelle strade, da Gorizia in giù fino a Zara, i colpi alla porta con il calcio di un fucile preannunciavano il rapimento dei capifamiglia, spariti a centinaia nella notte. Poi toccò anche alle donne, ai ragazzi e ai vecchi, bottegai e medici, maestri e panettieri, sacerdoti e studenti, operai e proprietari terrieri. Condannato, si legge sulle carte dei processi farsa emersi dagli archivi dell'ex Jugoslavia, in realtà fucilati dietro casa, gettati vivi nelle foibe in Istria o nel mare con una pietra al collo a Zara. Di migliaia di scomparsi, le famiglie non hanno avuto indietro nemmeno le ossa. E questa di oggi qui è l'occasione forte per chiedere all'Italia che finalmente pretenda di sapere dove furono gettate e dia loro una tomba. Tanti bambini di allora, oggi commossi testimoni, raccontano le eroiche odissee delle madri, che tutti i giorni andavano a supplicare clemenza dai nuovi gerarchi. Con la fede o gli orecchini pagavano la promessa che quel po' di cibo portato da casa sarebbe stato consegnato al marito prigioniero. Gli stessi figli confortavano il padre chiamandolo attraverso le grate del carcere, fino al giorno in cui non mi rispose più, raccontano. Il moto di odio e di furia sanguinaria, e cito di nuovo Napolitano, aveva come obiettivo lo sradicamento della presenza italiana da quella che era e cessò di essere la Venezia Giulia. Si svuotarono le città e le campagne. L'ultima fu Pola. Dopo che nell'estate del 46 28 ordigni fatti esplodere sulla spiaggia affollata di Vergarolla fecero a pezzi 100 corpi di italiani e l'ultima speranza di poter restare. Vergarolla, la prima strage della nostra Repubblica, più sanguinosa di Piazza Fontana, più della stazione di Bologna. Ma in quanti lo sanno? In quale scuola se n'è mai anche solo accennato? La guerra era finita ovunque, ma non qui. E fu la diaspora. Probabilmente la principale violazione dei diritti umani del dopoguerra in Europa l'ha definita Deborah Serracchiani. Ma oggi che cosa resta di tutto questo? E noi della seconda e terza generazione, che ruolo abbiamo? Quali responsabilità? 2 principalmente. La prima, difendere una verità non ancora condivisa. Atti di vandalismo morale contro la nostra memoria sono sempre in agguato e c'è ancora chi giustifica quanto avvenne. Dobbiamo chiarire una volta per tutte un grave equivoco. I nostri esuli furono chiamati fascisti solo perché fuggivano da un regime comunista. E ancora oggi, residue sacche di ignoranza dei fatti,
giustificano il loro olocausto come giusta punizione. Nella realtà i nostri nonni e genitori erano stati antifascisti o fascisti, esattamente come tutti gli altri italiani, nella Venezia Giulia come in Campania o in Sicilia. E c'è un secondo enorme equivoco. Ma di che cosa si lamentano sti Giuliano-Dalmati? Hanno perso la guerra, no? No, la scellerata guerra scatenata dal delirio nazifascista è stata persa da tutta Italia. Si usciva tutti indistintamente dalla stessa sconfitta, a Trento come a Palermo. Eppure, per saldare i 125 milioni di dollari debito di guerra dell'intera nazione, il nostro governo utilizzò le case, le industrie, i negozi, i risparmi di una vita soltanto dei Giuliano-Dalmati, promettendo ovviamente indennizi, poi ridotti ad indegne elemosine. Le loro vite, insomma, hanno riscattato le nostre. Vogliamo almeno riconoscerlo? Invece la maggior parte di loro è morta senza aver avuto, non dico giustizia, ma almeno il sacrosanto diritto di essere ascoltati e creduti e, aggiungo, ringraziati. Facciamolo adesso, in extremis, finché gli ultimi testimoni sono in vita. Di tempo da perdere non ce n'è più. Per questo ringrazio la Presidente del Friuli Venezia Giulia, Deborah Serracchiani, il Presidente del Consiglio regionale, Franco Jacob, e l'intera Giunta, perché l'essere per la prima volta oggi in questa sede istituzionale legittima senza se e senza ma la vera storia. Il secondo ruolo che abbiamo è far sì che il giorno del ricordo non sia un rito polveroso, ma il vigoroso trampolino per un futuro consapevole di civiltà. L'Europa del 2000 è ormai una casa comune, sotto il cui tetto abitano popoli un tempo nemici, e i giovani da una parte e dall'altra meritano un mondo nuovo fondato sulla pace e sul progresso condiviso. In Slovenia e Croazia, dove poche migliaia di italiani erano rimasti per vari motivi, per non lasciare la propria casa, per non separarsi dai loro vecchi, perché fiduciosi nel nuovo regime comunista o invece perché dallo stesso regime non ottenevano il permesso di partire, oggi ben 50 comunità di italiani continuano a tenere viva la nostra cultura, la nostra lingua, la nostra millenaria civiltà, anche grazie all'Università Popolare di Trieste. Sono stati loro, i giorni scorsi, a coprire di fiori le matasse di filo spinato erette a dividere in due l'Istria per fermare i nuovi profughi. Per questo, dopo il secolo del nazifascismo e del comunismo, tocca a noi e a loro tenere alta la memoria, perché ciò che è stato non avvenga più. La memoria infatti è l'unica via per la riconciliazione. Il passato si supera non rimuovendolo, ma da esso imparando. E l'esempio di mitezza e dignità dimostrato dai nostri padri allora è patrimonio sapienziale che può insegnare molto e non deve andare disperso. Hanno sperimentato lo sradicamento totale e la persecuzione, eppure non hanno odiato. Di recente ho accompagnato una zia a rivedere per la prima volta la sua casa di Pola lasciata in tutta fretta nel 1947. Partendo i suoi genitori avevano consegnato le chiavi ai vicini di casa, una famiglia croata. Entrateci voi, dentro c'è tutta la nostra vita. 70 anni dopo ha bussato a quella porta. Pochi secondi, un lungo sguardo e nessuna parola. Ho visto due teste, intanto divenute bianche, fondersi in baci e lacrime. Nel mio archivio dei ricordi, il mio personale magazzino 18, ho tanti oggetti, i lenzuoli ricamati, qualche piatto della nonna, il grande specchio, che un tempo a Pola ha riflesso i volti dei miei cari scomparsi e che perciò conservo come il più prezioso dei cimeli. Ma più di tutto questo, conservo gli esempi di integerrima onestà con cui i nostri esuli ovunque hanno saputo ricominciare da zero e farsi valere. Il 30 novembre del 1946 l'Unità, questo scriveva di loro: non riusciremo mai a considerare aventi diritto di asilo coloro che si sono riversati nelle nostre città non sotto la spinta del nemico, ma impauriti dall'alito di libertà che precedeva l'avanzata dei liberatori. I briganti neri, i profittatori che hanno trovato rifugio nelle città e vi sperperano le ricchezze rapinate non meritano la nostra solidarietà. E alla Spezia, dove era allestito un campo profughi,
Un dirigente della Camera del Lavoro genovese durante la campagna elettorale del 48 diceva: in Sicilia hanno il bandito Giuliano, noi qui abbiamo i banditi giuliani. Agli esuli, appena sbarcavano, venivano prese le impronte digitali. Cos'altro dovevano ancora sopportare? Anche per tutto questo meritano l'onore e il rispetto dell'Italia. Spesso sono stati la parte migliore del Paese. Grazie. Grazie a lei, dottoressa. Credo, allora, le consegno una della comunità del Friuli Venezia Giulia tra le Alpi e l'Adriatico e con omaggio sigillo del Consiglio regionale ovviamente Grazie. Questi li porto a mia mamma che ha 90 anni e c'è ancora. Grazie. Ecco, ringraziamo